La fede non può essere ridotta ad un pacchetto di definizioni dogmatiche. Farlo sarebbe come mettersi Dio in tasca, è quanto è emerso al convegno sul dialogo interreligioso che si è svolto stamani a Chiavari. L'importanza del camminare insieme, dunque, oggi è la sfida primaria della Chiesa. Assolutamente non possiamo credere che questo incontro sia esclusivo. E non solo. Quindi io non ho la verità in tasca, non possiedo Dio e ho anche bisogno di sentirmi raccontare l'esperienza che l'altro sta facendo di Dio, che arricchirà il mio modo di capire la mia esperienza. Il dialogo è la carta d'identità dell'uomo di fede, ha ribadito il teologo Brunetto Salvarani. Questo non vuol dire cambiare il proprio credo, perché lo scopo finale non è la fusione, ma il reciproco arricchimento. Dovremmo avere colto che viviamo in un mondo sempre più piccolo, sempre più bisognoso di un dialogo che ci faccia vedere l'altro non come il nemico, come è stato per tanti secoli, ma come un potenziale partner, ma direi ancora di più, come un fratello o come una sorella. Allora, dato che non nasciamo imparati al dialogo, bisogna che ci educhiamo al dialogo. E anche questi incontri ci uniscono, no? Anche noi della fede cattolica. Decisamente, no, questo è molto importante, perché il primo dialogo è proprio all'interno della nostra stessa realtà ed è giusto cercare dialogo ovviamente con chiunque, ma è altrettanto importante che il dialogo fra di noi sia poi fonte di comunione. Da tempo, come dimostra anche il convegno di questa mattina, la diocesi cammina lungo la strada del dialogo e della conoscenza con le altre religioni. Ci prendiamo un ulteriore impegno questa mattina. Certamente, e a febbraio avremo un seminario dedicato alla conoscenza dell'Islam proprio nella nostra comunità, organizzato sempre dalla diocesi.